La provincia di Agrigento è la prima in tutto il territorio regionale a raggiungere lo status di provincia indenne da brucellosi bovina. A comunicarlo oggi è l'ufficio stampa dell'ASP di Agrigento relativamente ai valori resi noti dal servizio 10 della sanità veterinaria del Dipartimento Epidemiologico della Regione Siciliana, diretta dal dottor Pietro Schembri. Un risultato di estremo rilievo sia sotto il profilo della tutela della salute pubblica per l'abbattimento dei rischi connessi alla trasmissione della malattia, sia per gli indubbi vantaggi economici a favore delle attività zootecniche locali. Zero i casi positivi, zero i focolai riscontrati negli ultimi 3 anni permettono all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e al suo territorio di trovarsi ai vertici della particolare classifica siciliana che riguarda le attività di controllo e eradicazione della pericolosa patologia. Il dato riguarda l'anno 2023, ben 396 aziende controllate su 396 presenti in provincia e il totale dei capi pari a 8.090 unità. Il risultato è sovrapponibile agli anni 21 e 22 con il dato rispettivamente di 418 su 418 e 399 su 399 aziende controllate, pari al 100% degli animali monitorati. I valori resi noti rendono atto di un intenso e meticoloso lavoro di eradicazione, iniziato già nel lontano 1968 e che ha reso più agevole la fattiva collaborazione degli allevatori agrigentini. È proseguito ogni anno mediante l'effettuazione semestrale dei prelievi e i conseguenti test di laboratorio su tutto il patrimonio bovino della nostra provincia. La capillare azione svolta dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Agrigento e i risultati conseguiti nel periodo preso in esame hanno indotto il commissario straordinario dell'azienda provinciale di Agrigento ad esprimere il suo apprezzamento nei confronti della struttura diretta provincialmente dal dottor Lorenzo Alfano, ai dirigenti medici veterinari, agli specialisti ambulatoriali, al direttore della sanità animale Salvatore Ciccarello e a tutto il personale del Dipartimento impegnato quotidianamente.